Buongiorno dal TG1, si riparte tutti insieme. Dal 3 giugno, fine del lockdown e libertà di spostamento tra regioni. La riapertura dei confini sarà all'insegna della massima cautela, raccomanda il Premier Conte, al lavoro sulle prossime misure per dare slancio all'economia e del futuro del Paese discutono le forze politiche. Mario De Pizzo. Data confermata, il 3 giugno riprende la mobilità tra tutte le regioni. Incoraggianti i dati sulla discesa del contagio. La piena ripartenza può dunque essere contemperata con la tutela della salute, come il Premier Conte ha spesso ricordato. Resta l'invito alla cautela. Il ministro Boccia tiene il filo con le regioni, tra loro restano comunque opinioni diverse. Solinas insiste su restrizioni per turisti, De Luca per differenziazioni territoriali. Riaccendere i motori dell'economia con riforme strutturali dalla burocrazia al fisco e la traccia di lavoro per Palazzo Chigi. Conte tratta con l'Europa perché la liquidità del Recovery Fund sia immediata. I 5 Stelle con Crimi insistono, priorità al taglio delle tasse. Per il capo delegazione PD Franceschini, se il governo metterà in campo una visione, le risorse europee potranno cambiare il futuro del paese. Italia Viva chiede lo sblocco dei cantieri. Per Leo bisogna intervenire per ridurre le diseguaglianze. Dall'opposizione Salvini indica la strada della flat tax e attacca. Il 70% delle strutture sportive è a rischio chiusura. Subito risorse a fondo perduto. Forza Italia con Ronzulli denuncia. Sulla scuola il governo continua lo scaricabarile. Fratelli d'Italia, il Recovery Fund è una proposta incerta. Vogliamo vedere se la liquidità sarà vera. E da Bruxelles interviene il commissario Gentiloni. Il progetto europeo di ricostruzione non è una torta da spartire. L'Italia affronti la sfida con serietà e attenzione ai bisogni dei cittadini.